Chiude la storica libreria Biblioteca Paolina, un grave danno culturale per la città. Al via la nuova card sociale dedicata a te per i più bisognosi. Continuano le manifestazioni in città per ricordare gli 80 anni dello sbarco degli alleati in Sicilia. Manifestazione di protesta davanti alla prefettura di Agrigento organizzata dal sindacato poliziotti SILP CGIL. Consegnato un documento sulle condizioni di precarietà dei lavoratori del comparto. Si svolgerà ad Agrigento il prossimo giorno 15 al Circolo Empedocleo un'anteprima del partito sugli stati generali, intervista al segretario regionale onorevole Palillo. Schifani inaugura l'ospedale di prossimità, l'assessore alla pesca San Martino presenta il nuovo spot con protagonista l'attrice Cucinotta. Panoramica sul calcio agrigentino, l'Agragas continua la campagna acquisti, novità per l'Empedoclina Calcio e il Casteltermine. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Apriamo oggi la nostra rubrica informativa con una notizia sicuramente non positiva. Chiude la storica libreria Paolina in via Atenea, quasi 100 anni di attività sin dal 1930. La sua apertura si poneva come obiettivo la diffusione della cultura, non solo religiosa. Un vero punto di riferimento per tante generazioni, ma purtroppo la crisi ha distrutto anche questa struttura, segno questo di una città che si impoverisce sempre di più. Il servizio di Margherita Trupiani. Alla fine ha chiuso i battenti, parliamo di un grande vuoto lasciato in primo luogo a livello culturale, poi nella centrale via Atenea che perde un altro punto di riferimento che ha rappresentato da sempre un'accogliente e prolifica struttura per lettori, turisti e religiosi. Parliamo della Biblioteca delle Paoline che dopo l'annuncio di una imminente chiusura adesso ha abbassato le saracinesche. Quasi 100 anni di attività, era il 1930 quando aprì i battenti. Ha operato con l'obiettivo di promuovere letture religiose e tant'altro, dalla letteratura alla storia e filosofia, pedagogia e psicologia e poi oggetti sacri, immagini religiose. Un grande salone con scaffali e pile di libri, vetrinette ed espositori. Un ambiente nel quale si respirava quel meraviglioso profumo di carta che parla e insegna. Quel silenzio che permetteva di entrare e di immergersi tra titoli, stimoli culturali e copertine. Ci si potevano passare le ore ed è stato un punto di riferimento per tante generazioni, un luogo che accoglieva e permetteva di immergersi in un bagno di sapere. La crisi ha distrutto anche quest'ultimo baluardo della nostra storia, delle nostre tradizioni e del nostro vissuto. È una città che si impoverisce sempre di più e ai vari livelli di povertà, che è intanto culturale e dalla quale discendono le altre povertà, perché se non si comprende che un popolo colto è un popolo che genera ricchezza, benessere sociale, avanzamento della condizione umana e ci si ferma alle piccole beghe di bottega e di fazione che con i paraocchi impediscono qualsivoglia iniziativa finalizzata ad aprire le menti, si comprenda anche che come la libreria delle Suore Paoline presto chiuderà tutto il resto. È già avvenuto a Venezia, venduta in elevatissima percentuale agli stranieri che hanno acquistato per la classica mangiata di pasta tutte le attività che man mano chiudevano, generando un risultato, la perdita di una identità storica e culturale in cui il cittadino indigeno si sente straniero nella propria città. E allora significherà che abbiamo perso tutto ciò che la storia e la natura ci avevano regalato e forse comprenderemo di esserci affidati a menti sconsiderate, ma sarà troppo tardi. Al via la nuova carta elettronica prevista dal governo Meloni, denominata Dedicata a te, servirà per fare la spesa, i generi alimentari di prima necessità, con un contributo unico di 382,50. Si potrà ritirare presso gli uffici postali dal prossimo 24 luglio il servizio. Arriva la carta dedicata a te, disponibile dal prossimo 18 luglio. La carta elettronica è distribuita da Poste Italiane con un contributo unico previsto di 382,50 euro e servirà per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità
di prima necessità destinata alle famiglie con almeno 3 componenti e con un ISEE fino a 15.000 euro. La carta potrà essere ritirata negli uffici postali dopo aver ricevuto una comunicazione dal comune di residenza e dovrà essere attivata entro il prossimo 15 settembre, se no si perde. Lo ha spiegato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di una conferenza stampa di presentazione. Prima di andare alle poste a ritirare la carta indestata al familiare che ha richiesto l'ISEE, bisognerà attendere il messaggio con cui il comune di appartenenza dal 18 luglio comunicherà alle famiglie beneficiarie il numero della carta e l'indirizzo dell'ufficio incaricato alla consegna. Quest'ultima sarà possibile ritirarla a partire dal 24-25 luglio. Ai possessori della carta dedicata a te, ha specificato il ministro, spetta una scontistica del 15% per la spesa effettuata negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione MASAF, grande distribuzione e Confesercenti. Inoltre questo sconto si cumula alle promozioni regolarmente attuate dai vari esercizi commerciali. Le famiglie aventi diritto sono state individuate dall'INPS sulla base della norma che comunicherà entro il 15 luglio ai comuni la lista dei beneficiari che manderanno la comunicazione ai diretti interessati. Dal 17 luglio partirà così la distribuzione delle carte presso gli uffici postali a cui potranno rivolgersi direttamente i beneficiari. Con la carta dedicata a te il governo mette in campo 500 milioni di euro. I fondi previsti, ha detto il ministro, saranno ripartiti tra tutti quelli che hanno attivato la carta, quindi ci sarà potenzialmente un ulteriore valore aggiunto. Tra i beneficiari nella misura anti-inflazione vi sono i cittadini residenti nel territorio italiano, con un ISEE non superiore ai 15.000 l'anno che non godono di altre integrazioni da parte dello Stato, ovvero le famiglie più colpite dalla crisi e dall'inflazione. Saranno esclusi i titolari di reddito cittadinanza e del reddito di inclusione o di qualsiasi altra misura sociale a sostegno della povertà, i percettori della NASPI, dell'indennità mensile di disoccupazione, dell'indennità di mobilità, dei fondi di solidarietà e della cassa integrazione guadagni o qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato. E nell'ambito delle varie iniziative organizzate per ricordare gli 80 anni dello sbarco alleato in Sicilia, si è svolto ieri presso il Circolo Empedocleo di Agrigento un convegno in tema. Nella mattinata di ieri la sfilata dei mezzi militari d'epoca e dei rievocatori, nel pomeriggio di oggi un convegno presso il Museo Archeologico e domani a San Domenico una conferenza sulla battaglia che si è svolta nella nostra città, il servizio. Al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento sono stati commemorati gli 80 anni dello sbarco alleato in Sicilia, le vittime dei bombardamenti. Presente anche la nipote di un agente di polizia morto nel 1943, a cui è stato consegnato il foglio matricolare. In merito abbiamo ascoltato tra le interviste di Giovanna Neri il segretario dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Agrigento Salvatore Fucà, il commissario dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Giuseppe Cimè e Cristina Luciani, nipote dell'agente scomparso, il dirigente della Polizia di Stato Ferdinando Cavallaro. Diverse sono state le iniziative. Nella mattinata di ieri la sfilata dei mezzi militari d'epoca e dei rievocatori presso il comune di Agrigento, nel pomeriggio di oggi un convegno al Museo Archeologico e domani al Palazzo San Domenico una conferenza sulla battaglia ad Agrigento. È una ricorrenza che ogni anno cerchiamo di rispettare e quest'anno sono 80 anni da quel giorno triste in cui morirono tante persone ad Agrigento e quindi abbiamo cercato di ricordarle, puntualizzando il bilancio di quell'incursione, cioè di 186 morti, e soprattutto ricordando con questa occasione 2 guardie di pubblica sicurezza che morirono in quelle circostanze mentre svolgevano il loro lavoro di assistenza alla popolazione civile. Per me è un momento davvero toccante perché il ricordo di questo collega del Corpo delle Guardie PS mi ha fatto ricordare i miei di ricordi, cioè quelli di mio nonno, anch'egli un dipendente del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e anche di mio padre, che era un maresciallo della Polizia di Stato. Devo dire che il ricordo è al centro di
di tutta la nostra vita professionale. E come dicevo alla nipote dell'appuntato caduto il 12 luglio, il rammarico era che non conoscessi questa storia, perché sentire le parole di tutti gli intervenuti, ma soprattutto della nipote, naturalmente su cose riferite della mamma, cioè la sorella del dipendente nostro caduto durante la guerra, hanno toccato me come hanno toccato sicuramente tutti gli altri. Questo veramente ci deve fare riflettere, perché la memoria e il ricordo dei nostri caduti deve essere costante e non deve finire mai. L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che ho l'onore di rappresentare qui ad Agrigento, quest'anno ha voluto, insieme alle altre associazioni, organizzare questi eventi che non si risolvono e non si definiscono soltanto nella giornata di oggi, che ha visto sfilare i carri militari stamattina per le città, per le vie della città, e oggi pomeriggio in questo convegno abbastanza nutrito e ben definito nei dettagli, ma continua appunto nelle giornate di domani 13 e 17 con altri momenti di convegnistica e di organizzazione l'inaugurazione di mostre. Riteniamo che ricordare è anche non solo una testimonianza, ma un impegno per ricordare a tutti che bisogna praticare i valori della pace e della solidarietà e stigmatizzare quelli della guerra. È un momento di grandissima emozione. Da bambina io sento la mamma raccontare di questo suo fratello amatissimo, che all'epoca dei fatti aveva 31 anni, quando il 12 luglio del 43 fu colpito dal bombardamento che insomma si abbatté su Agrigento mentre stava portando viveri, approvvigionamenti nel rifugio della prefettura. E quindi per tanti anni ho sentito raccontare di questa. La mamma all'epoca dei fatti aveva 11 anni, però lo amava moltissimo questo suo fratello, e è stato per me un ricordo che ha accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza, con una fotografia, l'unica che aveva la mamma a disposizione, di questo suo fratello bellissimo e così giovane, e che era rimasto ad Agrigento, dove né lei né la mamma, la mamma del mio zio, furono mai in grado di venire, e quindi diciamo che sono la prima a poter onorare la figura di questo mio zio, che Agrigento ha accolto fino ad ora. Si trova a tutt'oggi nel sacrario dedicato alle vittime del conflitto, e quindi ringrazio l'associazione e ringrazio la città di Agrigento. Una protesta dei poliziotti davanti alla prefettura di Agrigento è stata organizzata dal sindacato SILP CGIL Siamo senza risorse e senza organico. Un documento è stato consegnato al prefetto di Agrigento Romano. Oggi in tutte le prefetture d'Italia i poliziotti e le poliziotte aderenti al sindacato SILP CGIL si sono mobilitate per manifestare e sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato attuale del comparto sicurezza e sulle gravi carenze di personale e strutturale che incidono sulla vita sociale quotidiana di ogni cittadino. Noi chiediamo con forza un programma di assunzioni straordinarie che vadano a colmare i vuoti organici che ormai hanno raggiunto cifre che si aggirano intorno alle 10.000 unità, causate anche dai massicci pensionamenti di lavoratori in questi ultimi anni. Chiediamo anche una maggiore attenzione al tema delle pensioni e della previdenza complementare, che ancora oggi è rimasta a palla e che rischia di far diventare la nostra categoria i nuovi poveri in quiescenza del domani. Tutto questo si aggiunge anche un contratto già scaduto al 2021 che per tutto il 2022, proprio in questo mese di luglio, verrà corrisposta una tandem accessoria pari a 24 euro lorde mensili per un agente di polizia, che non ci consente nemmeno di prenderci un caffè al giorno. E non per ultimo vogliamo far accendere i riflettori anche alla mancanza di attenzione sulla questione organizzativa del lavoro e del benessere psicofisico di tutti i poliziotti e poliziotte in un momento così particolare in cui il fenomeno suicidiario esplode sempre di più tra gli uomini e le donne in divisa. Un incontro si svolgerà il prossimo 15 luglio presso il Circolo Empedocleo di Agrigento alle ore 16:30, organizzato dalla
direzione nazionale del Partito Socialista, che ha scelto proprio la nostra città per fare un'anteprima degli Stati Generali del partito, che si terrà a Roma il prossimo 22 e 23 luglio. Sarà presente il segretario nazionale del Partito Socialista, onorevole Enzo Maraio, che nel frattempo ha invitato i partiti del centro-sinistra ad essere uniti. Abbiamo intervistato il segretario regionale l'agrigentino, onorevole Giovanni Palillo. Onorevole Palillo, un'importante iniziativa si svolgerà giorno sabato 15 ad Agrigento, che anticiperà il congresso nazionale del Partito Socialista. Verrà anche il segretario nazionale? Il segretario nazionale del PSI, onorevole Enzo Maraio, ha scelto Agrigento come sede di anteprima degli Stati Generali che si svolgeranno a Roma il 22 luglio. Siamo onorati di questa presenza del segretario nazionale e invitiamo tutti i socialisti con tessera e senza tessera a partecipare a questo convegno. Ringrazio Sabrina Turano perché mi ha dato e ci ha dato una grande mano nell'affrontare questa questione che mira a risolvere i problemi della Sicilia e del Sud che sono stati fino ad ora trascurati. È necessario la coesione di tutti i partiti del centro-sinistra per poter affrontare la questione dell'alternanza al centro-destra che governa il Paese. Quanto è importante ancora l'azione del pensiero socialista, che negli anni della politica italiana si è diluita tra i vari partiti moderati e non? Ma io credo che ormai l'esperienza dei socialisti in Forza Italia o anche nel PD si sia esaurita. Quindi c'è un ritorno di molti socialisti al PSI, faccio alcuni esempi: l'onorevole Valdo Spini, vice segretario del PSI di Craxi e più volte ministro. Quindi io credo che il PSI, se si riorganizza, sarà in grado, anche attraverso i giovani e le donne che ad Agrigento sono molte, a poter individuare un percorso di crescita e di rinascita. Ci sarà una vostra presenza alle prossime elezioni europee, visto che c'è un sistema elettorale proporzionale, o andrete con altre formazioni politiche? Allora, noi sappiamo che se non si presenta la lista socialista con il Garofano, i vecchi socialisti, i vecchi e i nuovi socialisti non sono molto orientati a votare il partito. Quindi il segretario nazionale del PSI, e lo dirà sabato al Circolo Empedocleo, ha detto che presenterà una lista la più forte possibile alle elezioni europee col simbolo del Garofano. Passiamo alle notizie sulla sanità. È stato inaugurato ieri a San Luigi di Catania un modello di casa di comunità per essere più vicini ai cittadini, alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani e dell'assessore alla sanità Volo. L'iniziativa è stata fatta con i fondi del PNRR sulla sanità. Dobbiamo guardare, ripeto, a vere riforme che diano il senso di una sanità più moderna, più agile e meglio organizzata. Detto questo, oggi è un giorno importante, si inaugura questo prototipo, naturalmente che è figlio del PNRR, quindi siamo stati sempre d'accordo alla sanità di prossimità, cioè quella sanità che sia da cuscinetto tra il medico di base e il ricovero ospedaliere. Queste in realtà sono destinate a filtrare ed evitare l'intasamento delle reti ospedaliere. Sulle reti ospedaliere abbiamo un grande progetto, abbiamo previsto all'articolo 20 stanziamenti per centinaia di milioni per ristrutturare grandi complessi sanitari, ce ne stiamo facendo carico, perché la sanità deve anche obbedire a due esigenze: abbattimento della lista d'attesa e all'emergenza. Questa è una priorità di questo governo, al di là della ristrutturazione della rete ospedaliera. Grazie, devo dire, a quella che è stata la grande capacità di intuire dei colleghi, di coloro i quali hanno lavorato in questa struttura, e comprendere che bisognava ammodernare il concetto di semplice poliambulatorio per portarlo ad essere una struttura in grado di costituire non solo una forte integrazione tra territorio e ospedale, ma sostanzialmente la possibilità di assorbire all'interno di queste strutture la domanda di assistenza che viene da parte dei cittadini con problemi di cronicità e di fragilità. Di conseguenza questo genere di strutture che
troveranno man mano nel più breve tempo possibile la loro attivazione in regione, ne sono previste tra l'altro ben 156, quindi è un numero che noi speriamo possa essere sufficiente, ma anche da parte del Ministero c'è un'attenzione a valutare se il rapporto popolazione e case di comunità eventualmente non debba essere in qualche modo modificato. Noi abbiamo già un accordo con Agenas che ci affiancherà nella valutazione di quello che è la capacità e l'efficienza di queste strutture o il bisogno eventuale di apportare qualche modifica. Mi auguro entro il mese di luglio di poter anche attivare quella di Caltanissetta, e quindi sarà anche un'ottima occasione per un raffronto fra una realtà in ambito di città metropolitana e invece di città capoluogo di provincia, ma decisamente più piccola. E sempre in notizie regionali è stato presentato ieri presso l'Arse nel corso di una conferenza stampa dall'assessorato regionale all'agricoltura e pesca Luca San Martino il nuovo spot che vede come testimonial l'attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta. Buono è, rivolto al consumo del pesce azzurro siciliano. Presentata ieri presso l'Arse nel corso di una conferenza stampa tenuta dall'assessorato all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea alla presenza dell'assessore Luca San Martino, il nuovo spot che vede Maria Grazia Cucinotta, testimone del pescato siciliano. Buono è, voluto dall'assessorato regionale all'agricoltura, presente anche l'assessore Luca San Martino, che ha affermato come il cinema sia uno strumento efficace per ricordare ai siciliani le qualità del nostro pescato. Bisogna puntare su infrastrutture, filiera produttiva per incrementare la trasformazione delle aziende. Abbiamo scelto uno strumento potente come Maria Grazia Cucinotta per rappresentare la nostra Sicilia e la filiera del trasformato ittico che oggi abbiamo presentato qui all'Assemblea regionale siciliana per dare forza non soltanto a un cortometraggio che racconta la bellezza dei nostri paesaggi, dei nostri borghi marinari e della nostra capacità di raccontare una Sicilia che riesce a emergere sui mercati nazionali per la qualità del prodotto, ma anche per raccontare quella Sicilia delle bellezze, dei paesaggi e delle caratteristiche monumentali e architettoniche che conserva e che fanno innamorare turisti di tutto il mondo che devono venire in Sicilia a provare i nostri prodotti ittici, ma soprattutto a provare e a gustare tutta la filiera enogastronomica della nostra regione. Di questi prodotti ittici. Esattamente, dobbiamo valorizzare il nostro prodotto e soprattutto dobbiamo comunicarlo. È stato un errore secondo me del passato avere un prodotto di così alta qualità, valori nutrizionali e capacità diciamo di avere referti e attività organolettiche di altissima importanza e non li abbiamo saputi né comunicare né valorizzare. Dobbiamo uscire dalla Sicilia con i nostri prodotti, dobbiamo avere mercati internazionali. Ecco perché abbiamo deciso di puntare sulla comunicazione e la valorizzazione dei prodotti, tant'è che c'è una misura del FEAMP e anche del FEAMPA che proprio si riferisce alla commercializzazione e valorizzazione del prodotto del pescato, ed è da questo tipo di misure che stiamo attingendo per avere riscontri sui rapporti con coloro i quali sono i nostri diretti consumatori, al fine di avere questa crescita, speriamo a breve medio termine, della qualità e quantità del prodotto in se stesso. Guarda, sono stata veramente felice perché è vero che il nostro pesce è il migliore del mondo. Io mi rendo subito conto di quando il pesce viene dalla Sicilia, perché ha un sapore più buono, non c'è nient'altro da dire. E quindi fare uno spot che promuova quello che è una delle nostre tantissime eccellenze mi ha reso fiera e veramente orgogliosa. Avete girato da Citrezza, che è una location unica, insomma, raccontata dal Vega di Malavoglia. Guarda, Citrezza è magica perché comunque entravi direttamente su un set meraviglioso che ti localizza subito, ti idealizza subito e ti dà subito quell'atmosfera di Sicilia vera, di Sicilia che è cambiata ma non è mai cambiata, con la sua bellezza e con tutto quello che ti dà la nostra terra.
Un metodo pescato da Sicilia, cane, picchiatino! Picchiate un Che sci hai? Buono, eh? Tu me la direi. Luca! Buono, eh? E la spiaggia di San Marco a Sciacca si conferma area open per le tartarughe caretta caretta. Dopo la manifestazione nazionale dello scorso 19 marzo, organizzata dal WWF Italia, nell'ambito dell'operazione ripartiamo per evidenziare l'attitudine della spiaggia di San Marco a Sciacca di ospitare nidi di tartarughe marine. Una prima caretta caretta aveva deposto le uova nel mese di giugno. Adesso sembra che una seconda escursione con evidenti modalità di nidificazione sia stata segnalata sempre a Capo San Marco, vicino al primo nido. A fine maggio una scolaresca dell'istituto Inviges si era recata proprio lì in compagnia dei volontari del WWF per una mattinata di educazione ambientale. Si erano collocati alcuni cartelli realizzati con amore a scuola e casa per stimolare la cittadinanza a modellare i propri stili di vita all'emergenza climatica e alla salvaguardia della biodiversità, di cui il progetto Tartarughe del WWF è punta di diamante delle attività della zona. E oggi un cartello di quella scuola è servito a indicare il luogo, a mettere in sicurezza nell'immediatezza l'area per preservarla da eventuali calpestamenti, nell'attesa che i volontari del WWF potessero intervenire. I bambini ci indicano così tutti i giorni la strada da percorrere, con piccoli segnali che troppo spesso vengono ignorati, ma sono lì a continua memoria. La natura vi sagrata, noi siamo il futuro che costruiamo. E la linea alla regia per la pubblicità. E sabato 15 luglio alle ore 9:30 il Partito Democratico, in collaborazione con il Comune di Agrigento, ha organizzato una breve cerimonia di intitolazione di una piazza Enrico Berlinguer. La piazza si trova nello spazio antistante lo Stadio Seneto, all'incrocio tra la via Manzoni e la via Petrarca. E Agrigentina, la migliore pizzeria di Sicilia 2023, vince Grano Fino. La cerimonia è avvenuta ieri presso il foyer del Teatro Pirandello alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, dell'assessore Costantino Ciulla. L'evento è stato organizzato da All Food Sicily. E di Agrigento la migliore pizzeria della Sicilia, scelta da lettori del portale All Food Sicily e da una giuria di esperti che hanno premiato Grano Fino del Villaggio Mosè di Agrigento. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, nel contest che ha lo scopo di valorizzare e diffondere la cultura della pizza nell'isola. Il locale agrigentino ha ottenuto circa 5.000 voti e dalla giuria 69 punti su 78. L'ambito riconoscimento è stato conteso da decine di pizzerie di tutte le 9 province siciliane. Diversi sono stati i premi speciali assegnati, tra questo anche quello per il migliore impasto e per la scelta delle materie prime. Il titolo di migliore pizzeria di Sicilia 2023, oltre all'Agrigentina Grano Fino, è stato assegnato ex aequo anche ad altri 3 locali, rispettivamente delle province di Caltanissetta ed Enna. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Agrigento e l'assessore Costantino Ciulla.
Sono 3 anni che noi lavoriamo per far conoscere le eccellenze del territorio siciliano. Il mondo della pizza in Sicilia è molto avanti rispetto alla Campania, che comunque per tutti è la patria della pizza. La Sicilia veramente non lascia mancarsi nulla, prodotti eccellenti, pizzaioli che si cominciano a formare e veramente stanno facendo un percorso brillante nel mondo dei lievitati internazionali e nazionali. E questo premio serve chiaramente a unire quello del voto del pubblico e il voto della nostra giuria di esperti, perché quest'anno lanceremo la nostra prima guida sulle migliori pizzerie della Sicilia, perché c'è questa esigenza. La gente ha bisogno di turisticamente girare i posti più belli della Sicilia, ma affiancare a loro le pizzerie o ristoranti che fanno qualità. Questo è il nostro obiettivo e oggi ad Agrigento abbiamo veramente il piacere di presentare i vincitori e anche i premi speciali di questa nuova edizione. Qual è la pizza che vi ha stupito di più? Sicuramente tutte le pizzerie che abbiamo all'interno del nostro premio sono di altissimo livello. È chiaro che noi abbiamo delle preferenze non solo a livello della qualità della pizza, ma guardiamo il servizio, guardiamo il marketing, guardiamo la comunicazione. Per noi è importante che una pizzeria comunichi al proprio cliente quello che fa, quello che propone, e l'alta qualità sicuramente è il valore aggiunto. Resi noti i risultati delle prove Invalsi nella scuola, tante le criticità emerse. Almeno la metà degli studenti che terminano le scuole superiori non è in grado di comprendere ciò che legge né di destreggiarsi degnamente con la matematica. E l'esito sconfortante dei test Invalsi 2023 raccolti e sistematizzati nel rapporto presentato alla Camera nelle scorse ore. Soltanto il 51% di chi arriva al termine del ciclo scolastico in effetti raggiunge almeno il livello base di comprensione del testo, il 50% esatto quello base di matematica. Ma il problema è tutt'altro che omogeneo sul territorio nazionale. In italiano i divari tra le diverse aree del paese, specialmente tra nord e sud, raggiungono i 23 punti percentuali, in matematica addirittura 31 punti. Va appena meglio con l'inglese, stando ai test raccolti, il 54% dei maturandi raggiunge il livello B2 nella prova di lettura, il 41% in quella di ascolto, trend in leggero miglioramento rispetto allo scorso anno. Per il presidente di Invalsi, dati sconfortanti sul rendimento scolastico non fanno che confermare l'impatto catastrofico avuto dalle interruzioni nei percorsi di apprendimento in epoca pandemica. È giusto dire che assistiamo ad un effetto long Covid, ha commentato così Roberto Ricci, segnalando la fatica di tornare ai livelli di rendimenti pre-pandemia. Gli apprendimenti sono un continuum se si inseriscono discontinuità, questo finisce per avere un peso. Le lacune degli studenti italiani cominciano molto presto, sin dalle scuole elementari. Qui, secondo i dati del rapporto, i risultati sono addirittura peggiori rispetto agli anni passati in tutte le discipline osservate. In italiano il tasso di alunni che raggiunge almeno il livello base si attesta su base nazionale al 69% dopo la seconda elementare, meno 3% rispetto al 2022 e al 74% dopo la quinta volta, addirittura meno 6% rispetto all'anno scorso. Forte calo anche per i rendimenti in matematica, 64% di allievi a livello base dopo la seconda elementare, meno 6%, 63% dopo la quinta, meno 3%. Oltre uno studente della scuola primaria su 3, insomma, non raggiunge le competenze matematiche di base per tutto l'arco di questo ciclo. 3 forti divari regionali si segnalano tanto per l'italiano quanto per la matematica, risultati particolarmente deludenti, in particolare in Calabria, Sardegna e Sicilia. Ciò significa che la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi, commenta l'Istituto Invalsi, che fa capo al Ministero dell'Istruzione.
nel prosieguo dei cicli di apprendimento sia alle scuole medie. In effetti, in alcune regioni del Mezzogiorno appena uno studente su 2 comprende correttamente ciò che legge e il 35-40% non sa leggere o comprendere un testo in inglese. A livello generale comunque pare quantomeno arrestato in questa fase del ciclo scolastico il calo degli apprendimenti in italiano e matematica riscontrato tra il 2019 e il 2021, sottolinea ancora il rapporto, ma c'è poco da festeggiare perché non si registra alcuna decisiva inversione di tendenza. Secondo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto alla presentazione del rapporto Invalsi, le cause dei divari enormi tra le regioni sono tante: la fragilità sociale dei territori innanzitutto, ma anche la percentuale di assenze nelle scuole del sud. Nel 2019 è stata di 15 giorni all'anno in più rispetto a quelle del nord, che per 13 anni significa perdere quasi un anno di scuola, e non è così banale. Messina Acqua, il Consiglio boccia la delibera di adesione. È stata una scelta condivisa, quindi diciamo anche i vari colori politici si sono comunque indirizzati tutti in un'unica via, che è appunto quella di essere completamente in disaccordo rispetto a questa scellerata proposta di delibera che vedeva addirittura entrare il 49% di un socio privato. Obiettivamente sull'acqua, sul tema acqua c'è poco da discutere o da avere diatribe. Non andava bene, l'abbiamo bocciata e credo che sia stato dato un bel segnale, perché 24 consiglieri all'unanimità hanno bocciato una delibera che comunque, se vediamo anche altri comuni della provincia, effettivamente le bocciature stanno fioccando una dopo l'altra. Tutti i partiti hanno bocciato questa proposta di delibera che va sinceramente a privatizzare l'acqua, ed anche in senso a quello che è stato il referendum, se non sbaglio 2012 o 2013, circa la privatizzazione dell'acqua, quando l'Italia disse no. È giusto fare così. Senza dubbio il privato ha interessi, però Messina viene gestita per quanto riguarda le acque da AMAM, cioè in house, e devo dire che con AMAM Messina si è sempre trovata bene, più o meno. Certo, è sempre un servizio da migliorare, c'è il caro bollette che va un attimino abbattuto, però aprire a privati che potrebbero aumentare anche il costo dell'acqua, secondo me non è il senso giusto. Credo che l'acqua debba rimanere solo pubblica, e quindi il Consiglio Comunale e la Commissione in una fase precedente aveva praticamente non avvalorato la richiesta di adesione a questa privatizzazione, e quindi credo che siamo andati verso quella che è la normativa di riferimento. La Regione a quanto pare nominerà comunque dei commissari, lo ha fatto già con altri comuni, perché ritiene di andare avanti per questa strada? Su questo aspetto dei commissari credo che ci sia un problema di legittimità degli stessi, perché se è vero che può essere nominato un commissario ad acta per richiedere al comune la formulazione, l'adesione e la delibera sullo statuto, ciò non può essere fatto con una nomina di un subcommissario ai fini di intervenire in sede di indirizzo politico, perché chiaramente va a scavalcare quello che è la determinazione del Consiglio Comunale. Passiamo alle notizie sportive con una panoramica effettuata dal collega Carmelo Lentini sulla campagna acquista dell'Akragas, l'apertura degli abbonamenti per la prossima stagione, le novità in casa dell'Empedoclina Calcio e del Casteltermini. Come si era preannunciato, il presidente Giuseppe Deni, insieme al suo vice Carmelo Callari e al direttore generale Graziano Strano, hanno dato il via alla campagna abbonamenti, e nel contempo ne hanno approfittato per tracciare un primo consuntivo della campagna acquisti in vista dell'avvio del campionato di Serie D, che culminerà come l'inizio della preparazione in programma dal prossimo 24 luglio. A quanto pare si è visto subito che le idee sono abbastanza chiare e i messaggi molto mirati, dopo una campagna acquisti sinora dotata e dosata nel miglior dei modi, con un mix tra senior di esperienza ed hunter di prospettiva. Ad oggi infatti lo staff tecnico ha provveduto a tesserare ben 17 elementi, ma il numero è destinato a aumentare e nei prossimi giorni sono previsti altri arrivi per completare i vari ruoli ancora vacanti.
La società infatti è in fase organizzativa e si stanno vagliando attentamente i prossimi arrivi per completare l'organico. Lanciata la campagna abbonamenti, adesso si attende il riscontro, una risposta concreta da parte dei tifosi attraverso la sottoscrizione che, ricordiamo, prenderà il via ufficialmente dal prossimo 15 luglio, dalle ore 17 alle 19 presso la segreteria dentro lo stadio e Seneto. Rispetto alla scorsa stagione ci sono stati, come era prevedibile, qualche ritocco. Diciamo subito che la tribuna denominata Platino costerà 500 euro, mentre quella normale 300. La tribuna coperta avrà un costo di 200 euro, mentre la ripristinata gradinata costerà 130. In curva si pagherà 90. Ma cosa manca ancora per completare il mosaico messo a disposizione del tecnico Marco Coppa? Sicuramente 3 guardiapali, sui quali si sta lavorando in silenzio e grande oculatezza. A quanto si dice, il neo coach Coppa desidera schierare un under di qualità tra i pali e in tal senso si sta lavorando e sono in atto delle trattative interessanti. Per il resto si deciderà al ritiro inoltrato per avere le idee più chiare sulle scelte da operare. Per quanto riguarda il Castel Termini, attraverso un comunicato ufficiale, ha ufficializzato il nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione di promozione. Si tratta di Gaetano Cordaro, originario di Serra di Falco. Lo scorso anno ha allenato il Gorgonia Deli in promozione Girone B, disputando un buon campionato. In passato ha allenato anche San Cataldese, Gela, Licata, Campofranco, Serra di Falco, Canicattini, Ise e Sporting Racaldo. Grandi movimenti anche in casa Empedoclina, che dopo alcune importanti riconferme ed arrivi come quello di Giovanni Taormina, ufficializza quello di Marco Sciacca, ex Agregas, Nissa e Favara. Nel contempo sono partiti lavori allo stadio Collura che interessano le tribune, per cui tutto sta tornando alla normalità. E questo è tutto per il telegiornale di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.